Siamo riusciti questa volta a metterci tutti insieme, a fare massa critica e ad essere qui questa mattina non tanto per protestare, ma perché si accendano le luci e rimangano accese le luci su questo ospedale. Le porte di questo ospedale non devono chiudersi ai pazienti per dedicarsi ai malati Covid. È forte la richiesta che arriva dai 44 sindaci della Bassa Padovana schierati davanti all'ospedale di Schiavonia, il primo a veder morire un paziente della terribile malattia il 21 febbraio 2020. Non è una mancanza di solidarietà, ma circa l'80% dei malati Covid della provincia di Padova è in questo ospedale. Bisogna riequilibrare le cose perché in gioco c'è la salvaguardia e il futuro di questo ospedale. Tutti i medici, i migliori operatori se ne stanno andando per una mancanza di prospettiva. No Covid Hospital a Schiavonia, abbiamo pagato un prezzo altissimo, i cittadini della Bassa Padovana non sono cittadini di serie B. Vorremmo che il peso che dovremo portare eventualmente quest'inverno fosse ripartito in ugual misura su tutta l'unità sanitaria locale. Se gli altri sindaci sono preoccupati, noi in Montagnana siamo ulteriormente preoccupati perché Montagnana è il punto più distante da Schiavonia. Perché la nostra USL non ha programmato nei vari ospedali tipo Piove di Sacco, Cittadelle a Campo San Piero, di fare dei piccoli reparti Covid in modo che ogni piccola queste cittadine avesse la possibilità di ricoverare all'interno dei propri nosocomi i loro pazienti. I posti di terapia intensiva vengano distribuiti in maniera equa, cosa che non è prevista nel piano di sanità regionale, fra tutti gli ospedali della provincia. E questo perché? Perché dalla chiusura della terapia intensiva a ruota chiuderà anche la chirurgia e a ruota pronto soccorso. Si poteva fare qualcos'altro, quest'estate l'abbiamo detto in tempi non sospetti. Intensifichiamo le terapie intensive anche negli altri ospedali in maniera che Schiavonia non debba richiudere. Un peso da ripartire, insomma, con possibili aperture anche alle ULSS di frontiera per accedere a prestazioni nelle vicine ULSS di Rovigo, Vicenza o Verona. Stiamo pagando la scelta fatta tanti anni fa di chiudere ben 3 ospedali, Conselve, Montagnana e Este, per fare Schiavonia. Abbiamo un bellissimo ospedale d'eccellenza, tecnologicamente avanzato, ma stiamo perdendo i medici e quindi stiamo perdendo l'attrattiva. E l'attrattiva persa all'interno del territorio significa azzerare una strategia che abbiamo condiviso mettendoci tutto il nostro sangue e chiudendo 5 ospedali del nostro territorio.